L'Aurora San Nicolò ha celebrato sabato pomeriggio i suoi 70 anni dalla fondazione, una cerimonia sobria al campo sportivo di San Nicolò, incentrata in modo particolare su di un momento religioso, per quella che ha rappresentato per tanti anni la squadra dell'Oratorio Pio X, un sodalizio attraverso il quale sono passati tanti giocatori ed allenatori che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio portoghese e che nel corso degli anni ha sempre saputo rinnovarsi, diventando adesso un punto di riferimento per i giovani calciatori. È un grande onore per me festeggiare questo 70° anno dell'Aurora San Nicolò. Vorrei ringraziare tutti quanti i partecipanti, quelli che hanno tenuto viva questa attività sportiva. Spero comunque di poter andare avanti il più possibile per dare appunto un successo, un avvenire ai nostri ragazzi. Vittorio Battiston, memoria storica dell'Aurora Pio X prima, Aurora San Nicolò adesso. Vittorio, hai qualche aneddoto da raccontare di questi 70 anni? Beh, diversi, ma quello che più mi è rimasto impresso è una partita amichevole dell'Aurora. Non mi ricordo chi era l'avversario, finisce il primo tempo, entra non il parroco, era l'addetto all'oratorio, Don Domenico, il quale prende il pallone, lo porta via dal campo e dice: non iniziate il secondo tempo perché è l'ora del vespero e se voi giocate ancora la gente non viene in chiesa al vespero. Questa è stata una cosa un po' noiosa ma anche apprezzabile da parte del prete, insomma. Senti, la magia di questa società, perché questa società al di là di tutto ha un qualcosa di particolare. Beh, la magia è quella di attirare i ragazzi, non so se è il nome, se noi qua così familiarmente li accogliamo. Una cosa devo dire, in quasi tutte le società i ragazzi non li chiamano per nome, dicono ehi 64, ehi 2002, non Pietro, Antonio, qui si chiamano i ragazzi per nome e questo è oratorio anche nel calcio. E i ragazzi va bene anche questo sistema, questo modo di starli vicino. Ecco, questa è la mia impressione e che penso sia una delle quelle, un modo di attirare questi ragazzi. Senti, adesso vi siete trasformati in società pura, vi dedicate solo ai piccolini? No, il nostro obiettivo sarà ritornare alla prima squadra, che da 3 anni, 4-5 che manca, era il fiore della società. Comunque attualmente, anche se solo il settore giovanile, contiamo 85 ragazzi ed è un numero veramente elevato. Questo ci dà motivo di essere orgogliosi.